Una bomba d'acqua che in un'ora ha messo letteralmente in ginocchio tutto il nord-ovest vicentino, la Valle del Lagno per intenderci. Pioggia di intensità tale da smuovere intere fasce di terreno e farle crollare sulle strade. È il caso della provinciale 246 che collega Valli del Pasubio a Recoaro Terme, chiusa dopo la massa di terra, fango, rami e sassi che l'hanno completamente invasa. Il comune di Recoaro ha deviato il traffico lungo strade alternative, incapaci però di sostenere il transito di mezzi pesanti. Per l'intera mattinata si sono tenuti sopralluoghi nella parte a monte del frane e il sindaco Armando Cunegato è stato in continuo contatto con il prefetto di Vicenza, ma è chiara la sua esasperazione per un territorio, dice, sempre più abbandonato. Ha emerso tutto un insieme di problematiche, di danni che noi ne abbiamo ormai, vorrei dire, anche per esperienza qui a Recoaro, ormai non ne possiamo più di quanto che sta accadendo. Sono aggiunte parecchie frane, smottamenti, problemi anche sulle valli vallette che purtroppo l'incuria anche da parte diciamo, di chi di competenza si sta abbandonando il territorio e con tutti questi eventi atmosferici unici, ormai anche ieri, guardate che ieri è stata una cosa pazzesca essere qui e purtroppo se non si riesce a prevenire e intervenire vivremo costantemente in queste condizioni. Ecco, questo io ripeto sono esasperato perché abbiamo avuto già danni fra l'anno scorso e l'altro anno di quasi 4 milioni di euro e non abbiamo ricevuto nulla purtroppo dallo Stato e dovremmo, anzi abbiamo dovuto fare noi dei mutui per garantire una viabilità a chi abita nelle nostre contrade, ma non possiamo noi come comuni sopportare tutto quanto questo. Frane ovunque sparse in tutto il territorio del comune di Recoaro, in centro città il terreno ha invaso la strada che porta al cimitero, a ridosso della scuola materna e dell'asilo nido comunali, con disagi per diverse famiglie. Qui abbiamo circa 6-7 famiglie che sono state isolate, però adesso stiamo provvedendo con una ditta qui locale di riaprire la strada in modo da dare accesso alle famiglie. Parlava prima della difficoltà adesso di riprendere le lezioni, perché ormai le lezioni riprenderanno tra martedì e mercoledì e quella parte appunto letteralmente franata a ridosso della scuola materna, come dovete fare adesso? No, io mi sento di poter dire che le lezioni riprenderanno regolarmente. Noi abbiamo un altro accesso alla scuola materna e anche all'asilo nido, quindi non vedo una preoccupazione così importante.